Sono Emanuela De Stefanis, sono assaggiatrice di olio Evo dell'Umbria, sono qui come giurata dell'Ercole Olivario per la prima volta, diciamo, sulla giuria nazionale e rappresento l'Umbria, diciamo. Eh, Sono, diciamo, molto orgogliosa di rappresentare, diciamo, gli assaggiatori dell'Umbria e la produzione dell'Umbria, che quest'anno è stata particolarmente difficile nella produzione, ma comunque di ottima qualità. Quindi ad oggi è stato difficile anche scegliere migliori sia nelle selezioni degli oli dell'oro verde dell'Umbria. E oggi abbiamo ritrovato anche in questi giorni, assaggiando gli oli a livello nazionale, c'è un'ottima qualità. Quindi al di là della produzione complicata che c'è stata, insomma, per questioni diciamo naturali alla fine, comunque noi abbiamo avuto degli ottimi prodotti, alcuni effettivamente anche eccellenti. Qui in Umbria, diciamo, noi abbiamo alcune cultivar particolari, oltre il frantoio, il leccino, il moraiolo in particolare, che caratterizza diverse zone, insomma, e sottozone dell'Umbria. E quindi abbiamo la possibilità poi di avere oli ottimi che hanno un fruttato, un amaro e un piccante di ottima qualità.